Attimi di terrore nella notte in una casa vacanze di Tonezza del Cimone per una cinquantina di ospiti dell'ACR, animatori, familiari e bambini. In una camera all'interno della struttura di Contravia, una lampada, forse a causa di un cortocircuito, ha cominciato ad emettere fumo, allarmando immediatamente chi stava dormendo. Immediato è scattato il piano di evacuazione. Ordinatamente ma con comprensibile apprensione, adulti e ragazzi sono stati portati nelle aree di sicurezza all'esterno. Mentre arrivavano pompieri e sanitari, è stato avvisato anche il sindaco. Questo caso è andata bene anche perché sono intervenuti gli animatori, colleghi di animatrice che era stata colpita per prima da questo fumo, e poi sono state allertate le forze dell'ordine, e i vigili del fuoco e le ambulanze che sono arrivate. Ci sono arrivate qui 3 ambulanze più i vigili del fuoco. Colgo l'occasione per ringraziare le forze dell'ordine per essere arrivati tempestivamente. Sono stati attimi concitati, ma alla fine tutto si è svolto in maniera conforme ai requisiti di legge in caso di emergenza. A drammatizzare gli eventi sicuramente ha contribuito l'ora tarda. Alle 5:03 minuti circa c'è stato questo surriscaldamento di una lampada di una camera di un'animatrice. C'è stato del fumo. In questo caso sono intervenuti i colleghi animatori su 6-7 persone, e poi c'erano altri 4-5 che dormivano nella stanza accanto, che sono stati poi accompagnati tutti all'ospedale. Sono stati portati dai vigili del fuoco in ospedale per un controllo ai fini delle emissioni, perché c'era un odore e quindi era solo per capire se questo odore poteva essere critico nei confronti della respirazione delle persone che erano più vicine al punto di crisi. 13 persone, 6 adulti e 7 bambini sono stati alla fine tutti dimessi dopo i controlli effettuati all'ospedale di Sant'Orso senza che si fosse reso necessario l'utilizzo della camera iperbarica. Anche la presenza di monossido di carbonio è stata infine esclusa da un successivo controllo dei vigili del fuoco.